E parliamo invece ora di calcio, il tanto atteso match del Treviso contro il Poggibonsi che ha esordito ieri in seconda divisione Lega Pro si è concluso con 2 pari. Vediamo com'è andata. Battesimo di fuoco con un mezzo calice amaro per la prima sul campo professionistico dei biancocelesti che hanno disputato il match in trasferta contro il Poggibonsi ottenendo un magro pareggio. Un 2 pari all'esordio in seconda divisione che ha spiazzato il Treviso, ormai certo al 90° minuto di avere la vittoria in pugno e quindi 3 punti in saccoccia. La beffa è arrivata al 92° durante il tempo di recupero quando il difensore di Erna tra la mischia ha bucato la rete. Ma andiamo in ordine cronologico, il Treviso incassa il primo gol al 18° minuto su rigore tirato dal numero 9 Nicola Falomi e al 31° minuto un altro brivido risale la schiena dei biancocelesti su tiro di Settembrini, ma la palla sfila la porta di poco. L'opportunità di recupero è giunta al 49° minuto dagli 11 metri quando Perna su rigore sigla l'1 pari. Nel secondo tempo, degno di nota, la pericolosissima traversa di Settembrini in maglia giallorossa che ha fatto sobbalzare la panchina biancoceleste, stessa panchina che ha acclamato Ferretti che su passaggio di Malacarne supera Portiello ed è gol ed è il 2-1. La rete profuma già di vittoria, ma al secondo minuto di recupero lo schiaffo arriva dal gol di Dierna. La reazione c'è stata, la squadra ha fatto bene, è ovvio che dobbiamo togliere certe disattenzioni, già non è il primo rigore che causiamo anche da precampionato e quindi dobbiamo sicuramente togliere queste ingenuità che pesano perché poi la squadra deve faticare molto per recuperare i risultati. Peccato perché alla fine potevamo portare a casa questi 3 punti che penso siano stati anche meritati perché abbiamo disputato in gran parte una buona gara. E a proposito del Treviso Calcio, Treviso 1 seguirà tutte le partite del Treviso sia in casa che in trasferta e ogni lunedì sera l'appuntamento con il lunedì bianco-celeste a condurre Nicola Brillo. L'appuntamento con l'informazione termina.